Va ora in onda Potere al Popolo. Non scherzate, sì, era dedicata a me la canzone. Tu sei sempre qui, dai, una stupenda quanto sconosciuta canzone di Mango. Si intitolava L'albero delle fate, e una delle ultime che ha fatto prima di andarsene, del 2007. L'albero delle fate è stata ricantata dal gruppo Stereoto Band, e guarda caso, una band di Lago Negro, il paese di Mango. Non poteva mancare certamente un omaggio a lui. E, signori, Stereo 8 Band è un gruppo da cercare sugli store digitali. Stereo 8 Band, scritto così, lo trovate facilmente su YouTube con guardatissimi video, anche questo dell'albero delle fate, che ci riporta a bei ricordi di Mango. 5 minuti dopo le 11, ancora il buongiorno. Sammy Varine, Potere al Popolo, seconda parte della nostra controinformazione. Trump dice: oh, paro, l'agenzia ANSA lo mette in pagina con tutto quanto, senza filtri né censure. Trump: tutti mi chiamano per baciarmi il culo. Signori, a differenza del sito di Repubblica, di Corriere, per baciarmi il puntini, non ha filtri né censure. Da quando? L'agenzia ANSA. Pechino, pronti alla guerra dei dazi. In vigore i dazi reciproci USA su 60 paesi, Cina al 104%. Il presidente americano dice ai repubblicani: so quello che sto facendo, non vogliamo per forza fare accordi. Fatto sta che c'è la coda adesso per fare gli accordi, e anche noi, ci mancherebbe, ci mettiamo in fila per fare quella cosa lì. Va ora in onda Focus Lombardia. Santa polenta, meglio parlare delle cose di casa nostra, signori. Allora, il collegamento con Regione Lombardia. Benvenuto tra noi al capogruppo della Lega in Regione Lombardia, Alessandro Corbetta. Ciao! Ciao Sammy, ciao, una buona giornata e buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà. Piacerissimo di ritrovarti da queste parti. Oh, prima di parlare della bella, grande novità che la Lega ha portato in Consiglio regionale, che ha fatto approvare, mi devi dire qualcosa sul congresso. Noi oggi lo abbiamo ripresentato, lo stiamo ritrasmettendo ogni giorno, mezz'oretta, e andremo avanti per giorni e giorni, perché è stato interessantissimo. Ci devi dire quali fotografie, quali immagini hai portato a casa dal congresso della Lega che si è tenuto sabato e domenica scorsa. Naturalmente anche quello che la Lombardia ha portato a casa, ad esempio ha fatto il pieno di rappresentanti nel nuovo Consiglio federale. Vero, sì, su questo la Lombardia chiaramente ha fatto la parte del leone sull'elezione dei membri, dei rappresentanti in Consiglio federale. Sono stati eletti tutti e sei, erano 6 candidati, sono stati eletti tutti e 6, auguro un buon lavoro a loro, ma anche a tutti gli altri eletti delle varie regioni. Cosa mi porto a casa? È stato per me un gran congresso, bello, partecipato, in cui si è parlato di passato, di presente, ma soprattutto di futuro, in cui sono riecheggiati i nostri temi storici, l'autonomia, il federalismo, l'identità, in questo filo che unisce la nascita della Lega fino ad oggi e lo porta poi nel futuro. Mi porto a casa il collegamento con Elon Musk, che è stato un colpaccio, io credo, questo di Matteo Salvini, perché comunque insomma avere il collegamento della Lega, l'imprenditore in questo momento più importante al mondo, nonché rappresentante del governo americano, che ha dialogato con noi e ha detto la sua anche sul tema dei dazi. Sentivo prima che insomma parlavate di Trump e di questo tema dei dazi, è stato sicuramente un colpo molto importante. Stessa cosa con gli altri leader, Marine Le Pen, Geert Wilders, Orban, gli altri leader che sono intervenuti in videocollegamento, in presenza. Questo dimostra la grande forza che oggi la Lega ha
e anche il merito, io credo, di Matteo Salvini, che è stato quello in questi anni di creare delle solide alleanze a livello europeo con le altre leghe, con le proprie differenze, con la propria storia, come è giusto che sia, con le altre leghe europee, per combattere insieme, perché oggi insomma la partita si gioca molto a livello internazionale, si gioca molto a livello europeo. E poi mi porto a casa, secondo me molto bello, anche la prima parte dell'intervento di Matteo Salvini, oltre chiaramente tutti gli altri che ci sono stati, però quando ha voluto proiettare i vecchi manifesti della Lega, a dimostrare come la nostra storia, le nostre idee e i semi che noi abbiamo piantato fin dall'inizio con Umberto Bossi oggi continuano, chiaramente si adeguano al mondo, al 2025, al mondo di oggi, però insomma il fil rouge, come si dice, che unisce dagli anni in cui a livello rivoluzionario, cioè come con dei moti di fatto rivoluzionari e quasi clandestini è stato creato il Carroccio, fino ad oggi è importante, era bello e insomma usciamo dal congresso carichi con soprattutto insomma convinti della forza delle nostre idee e di quanto oggi siamo nel giusto e la storia ci sta dando ragione. Infatti, e molti mi stanno scrivendo adesso al 340-6709-659, sono le 11:10, siamo in diretta, mi stanno scrivendo in molti: ristampiamoli questi vecchi volantini, non sarebbe male. Perché no? Oppure, ma guarda, qualcuno lanciava anche l'idea di una mostra della storia politica della Lega, in cui richiamare tutti i manifesti della nostra storia. Sarebbe sicuramente interessante, perché insomma siamo il partito più vecchio in questo momento presente in Parlamento. Se siamo il più vecchio vuol dire che sicuramente c'è stata un'evoluzione, ma vuol dire che la gente continua a credere nell'Alberto da Giussano e nelle nostre idee, ed evidentemente le nostre idee sono quelle che, ripeto, oggi, dove c'è un Trump che sta picconando la globalizzazione, e noi siamo sempre stati critici sugli effetti perversi della globalizzazione che tutti questi anni ha creato dei danni importanti alla nostra economia. Io ricordo che interi settori produttivi, commercianti, piccoli artigiani, piccole e medie imprese, agricoltori in questi anni hanno chiuso per gli effetti distorti della globalizzazione, oppure hanno dovuto vendere a grandi aziende, a multinazionali che negli anni scorsi hanno fatto un po' man bassa delle nostre imprese. Ebbene, oggi noi assistiamo a un Trump che evidentemente vuole picconare questo sistema della globalizzazione o vuole riequilibrarlo in qualche modo, perché ci sono state delle storture. Vediamo quello che succede, ci sono i mercati, ci sono tante polemiche, secondo me assolutamente esagerate rispetto a quella che è la realtà. Giustamente anche la Meloni ha detto insomma che non è una tragedia quello che è avvenuto con l'emanazione dei dazi. Trattiamo, vediamo cosa possiamo portare a casa, ma il dato di fatto che noi continuiamo a dire, a ribadire, è che i veri dazi, cioè i problemi grossi alla nostra economia, alle nostre imprese, ai nostri agricoltori, che in questi anni abbiamo dovuto affrontare e che rischiano veramente di creare ancora più problemi, sono quelli che in questi anni ha portato avanti l'Unione Europea, con il Green Deal, con dal 2035 il fatto che non è più possibile commerciare auto con motore endotermico per passare completamente all'elettrico, che è una tecnologia cinese, col tema delle terre rare, tutto quello che sappiamo. La burocrazia e il fatto che paghiamo addirittura degli agricoltori in Europa, in Italia, per mantenere incolti i terreni, quando invece ci sarebbe la necessità di aumentare la produzione agricola. Probabilmente non ci ha insegnato niente il periodo dell'inizio della guerra in Ucraina, quando, se ci ricordiamo, i prezzi del grano sono andati alle stelle, e questo perché non abbiamo più una produzione, abbiamo poca produzione autonoma di grano. Cioè, ci sono tanti problemi e tante follie che l'Europa ha portato avanti e che ha danneggiato e sta danneggiando la nostra economia, che vengono ben prima dei dazi di Trump.
insomma. Quindi guardiamo un po' a casa nostra e facciamo in modo di far svegliare questa Europa da anni in cui non ha prevalso sicuramente il buon senso. Chiaro, chiaro. In un momento del genere ci sta anche la riflessione ed è proprio quello che la Lega porterà avanti nelle prossime settimane, mozioni in tutte le assemblee elettive per fermare il riarm, ma soprattutto per rivedere i vincoli europei e quella burocrazia di cui ci stavi parlando. Senti, ma la notiziona che riguarda la Lombardia è l'approvazione di un progetto di legge della Lega che introduce misure di prevenzione e contrasto delle baby gang e dei cosiddetti Maranza. E proprio dell'altro giorno il dramma di quel ragazzo preso a martellate per 40 euro da una banda di immigrati, cosiddetti figli del barcone, sono loro, che gli hanno anche chiesto scusa dicendo ma scusa, noi facciamo così perché ci guadagniamo da vivere così. Dove stiamo andando a finire? Ma è arrivato il momento davvero di picchiare i pugni sul tavolo? Assolutamente sì, tenere alta l'attenzione e combattere e radicare, anzi direi, queste bande per lo più fatte, come dicevi tu, di immigrati di prima, seconda generazione, e anche, devo dire, pochi, ma anche qualche italiano ogni tanto c'è che emula queste persone. Dobbiamo far di tutto per sgominarle. La prima cosa chiaramente la può fare il governo, perché il governo ha già inasprito le pene per i minori, però insomma ecco, una cosa è stata lanciata dal Congresso che io auspico tanto, è che torni Matteo Salvini al Viminale, perché solo lui secondo me può mettere a posto, perché ha la lucida follia e quel coraggio per andare anche contro determinate regole e fermare l'immigrazione e remigrare, perché ne avevamo parlato anche l'ultima volta che ci siamo collegati insieme. La remigrazione io credo sia un concetto fondamentale da far entrare anche in Italia, che vuol dire più rimpatri, non solo per i clandestini ma anche per quegli immigrati che delinquono o che non vogliono deliberatamente integrarsi con la nostra cultura e i nostri valori. Ma veniamo alla legge della Lombardia. Noi chiaramente con le competenze che abbiamo non possiamo, purtroppo dico io, incidere sul codice penale, inasprire le pene, quello l'ha già fatto il governo, questo anche per dimostrare che molto spesso in Italia le regole e le leggi ci sono già, ma vanno applicate, perché c'è anche questo problema in Italia. Noi però possiamo agire sulla parte di prevenzione da un lato, e quindi provare a prevenire che ci siano dei ragazzi magari salvabili, che poi per le logiche del branco, per le logiche del più forte, o perché magari fa figo fare un po' il delinquente da giovane, finiscono in giri in cui sarebbe meglio non entrassero. E quindi vogliamo fare prevenzione nei quartieri più difficili, provare a educare alla legalità, alla cultura, all'arte, allo sport, provare insomma a incanalare questa rabbia da altre parti per sottrarli dalla delinquenza e da episodi di violenza come quello vergognoso che hai richiamato prima, che veramente fa schifo. Spero che quelle persone vengano insomma lasciate in galera a vita. E poi l'altra cosa che possiamo fare è dare sostegno alle vittime, in questo caso a quel ragazzo che è stato preso martellate, per dire, sostegno psicologico e non solo, perché chiaramente quando ti succede una cosa di questo tipo, cioè, oltre ai danni fisici ci sono anche quelli, diciamo, morali e psicologici. Vogliamo educare e a portare avanti dei corsi di formazione per quegli educatori, operatori, professori, insegnanti che lavorano con i giovani, e quindi tramite dei corsi di formazione dargli degli strumenti maggiori per poter intervenire o segnalare o capire episodi in cui dei ragazzi si stanno avvicinando a baby gang, bande criminali e quant'altro. E poi il tema un po' più insomma succoso e interessante è quello dei lavori socialmente utili. Noi nella legge, ecco, siamo la prima regione in Italia che affronta il tema delle baby gang. La Lega ha presentato il progetto di legge un anno fa, poi ha avuto tutto l'iter nelle commissioni competenti. Perché l'abbiamo presentato in Lombardia? Perché è l'epicentro, Milano, ma anche gli altri capoluoghi e non solo, le città
anche alcune città di provincia hanno la presenza di queste baby gang, ripeto, per lo più di immigrati, e questo perché anche la Lombardia è la regione che ne ha più in percentuale di immigrati, che ne sono arrivati negli anni scorsi, e di figli anche di immigrati. Ecco, i lavori socialmente utili dove si può, nel senso che chi fa un reato particolarmente grave deve andare in galera, come prevede la legge, come prevede l'inasprimento della legge voluto dalla Lega al governo, ma per chi per reati minori noi pensiamo che chi sbaglia paga e deve risarcire la propria comunità. Quindi mandiamo questi qua a lavorare un po' nell'RSA, a dare una mano agli anziani, a dare una mano ai disabili, a pulire le strade tramite protocolli che possiamo fare nei comuni. Insomma, devono un po' capire che quando sbagliano si paga, devi risarcire la propria comunità, e soprattutto che questo è un paese civile, quindi se sbagli ti dai da fare per ripagare il tuo errore, e questo credo sia fondamentale per riportare un po' di educazione. Ecco, un'altra cosa, e chiudo, Sammy, che mi ha lasciato esterrefatto ieri, a me e a tutto il gruppo della Lega, ma credo anche agli altri amici del centrodestra, è che il PD e la sinistra sia chiamata fuori, cioè non hanno voluto votare, si sono astenuti proprio dal voto, perché chiaramente loro, sai, quando si parla di baby gang, di repressione, ma in questo caso anche di prevenzione, che è un concetto, se vogliamo, anche un po' di sinistra, però sono chiamati fuori. Evidentemente per loro il problema non esiste, evidentemente non lo vogliono affrontare. Insomma, io invece ieri mi aspettavo una risposta forte da parte del Consiglio regionale della Lombardia, quindi il massimo organo di questa regione, contro questa delinquenza giovanile, perché io credo che le istituzioni debbano stare unite nel combattere queste devianze e queste follie, questa violenza, l'uso dei coltelli, i palpeggiamenti alle ragazze, i furti, gli scippi, le rapine, cioè tutto quello che noi sentiamo e vediamo nelle nostre città. Eppure la sinistra si è chiamata fuori, vorrà dire che andremo avanti solo noi a combattere questa emergenza. Ripeto, sono esterrefatto perché insomma a volte serve la risposta forte da parte di tutti, no? Serve mettere da parte l'ideologia o gli ideali o lo scontro politico. Evidentemente la sinistra non è ancora in grado di fare questo, neanche di fronte a un fenomeno dilagante come quello delle bande delle bande violenti di stranieri, delle baby gang e di tutto quello che noi sentiamo. Sembra incredibile. Peccato, un'occasione persa davvero, anche a fronte per dare delle risposte a quel ragazzo che è stato preso a martellate. Io ricordo che ci sono anche stati dei morti, dei ragazzi uccisi a coltellate o per le botte nei mesi scorsi, anche nella mia Brianza è successo questo, e lo dico, e le istituzioni dovrebbero rimanere unite, purtroppo non sono rimaste unite, si vede ieri in Consiglio regionale, ma la violenza rischia di chiamare violenza, ci sono le ronde, c'è qualcuno che si sta attrezzando, abbiamo visto a Milano quel gruppo Articolo 52 che evidentemente stanchi di poche risposte da parte dello Stato, perché i lacciuoli, le regole, la magistratura che interviene insomma non danno la possibilità fino in fondo alla polizia di intervenire. Allora qualcuno che è stanco, che nella propria città non si possa più girare liberamente, o che la propria donna non sia libera di tornare a casa tranquilla e che invece rischia di essere palpeggiata, toccata e tutto, qualcuno si organizza, e quando poi parte la violenza per strada è difficile fermarla. Quindi a tutti, l'ho ribadito anche ieri in Consiglio regionale, a tutti dico: ragazzi, uniamoci per sgominare le baby gang ed evitare poi problemi da gestire dopo, se invece questa cosa va avanti. E dall'altra parte invece continuano a dire inclusione, via le croci dalle scuole, ma poi le chiudiamo le scuole per festeggiare il Ramadan. E a proposito di futuri elettori del PD, te ne passo uno che ha qualcosa da dirci. Sentiamo. Silvia Sardone, io qua in Italia posso fare quello che voglio, lo sai? Mettitelo bene in testa. Io qua in Italia, Silvia Sardone, posso fare quello che voglio. Essendo cittadino italiano, posso fare quello che voglio. E tu non sei nessuno per dirmi fai questo, fai quello, perché io sono meglio di te, Silvia Sardone. Io più soldi di quello che tu guadagni in un anno, io li faccio in un giorno, Silvia Sardone.
sappilo, io qua in Italia posso fare quello che voglio. E se faccio qualcosa, non mi devono cacciare al mio paese. Io vado in galera qua, Silvia Sardone. Io vado in galera qua, Silvia Sardone. E se c'è qualcosa, vieni faccia a faccia con me. Con me. Se ho tempo, ti do un appuntamento e vieni a parlare faccia a faccia con me, Silvia Sardone. Ecco, questo è solo un esempio su Silvia Sardone, ma le minacce arrivano ai componenti della Lega quasi quotidianamente. Che facciamo? Gliela togliamo la cittadinanza italiana a chi si macchia? Questo chiaramente è uno scherzo, ma ci sono poi reati molto gravi e questi rimangono in Italia. Gliela togliamo la cittadinanza italiana a chi per caso ce l'ha? Va tolta, Sammy. Questo qua nella testa, non lo so, una zucca vuota, incredibile, ma quello che mi lascia perplesso è la cultura di fondo di queste persone, no? Una cultura di sopraffazione, vedi? Ti dicono, io sono italiano, sono diventato italiano, posso fare quello che voglio, non mi cacciate più. E lì c'è una proposta di legge depositata al Parlamento della Lega che chiede di aumentare le casistiche per togliere la cittadinanza. Ecco, io lo dico in questo caso anche agli amici di Forza Italia che sono alleati di governo, però ogni tanto insomma ci scontriamo, no? su alcune questioni. Ecco, loro volevano dare la cittadinanza tramite lo Ius Scholae, cioè bastava un ciclo di studi per dare la cittadinanza. Noi invece pensiamo che la cittadinanza molto spesso sia da togliere per chi si macchia di reati e per chi non si vuole integrare. Cioè, partiamo dal concetto, soprattutto i musulmani, e do la mia solidarietà a Silvia Sardone, perché lei è una che sta facendo una grande battaglia di civiltà e di libertà sul tema dei musulmani in Italia. Soprattutto i musulmani, non tutti chiaramente, ma c'è una buona parte di musulmani che non vuole integrarsi e anzi vede noi come degli infedeli, vede noi come gente, ripeto, da conquistare in qualche modo, vede le nostre donne come oggetti e come appunto merce di conquista. Ecco, noi dobbiamo stare molto attenti perché lo vediamo in tutta Europa e lo sentiamo anche, questo è un contributo che hai mandato, in molti sono così. E o la nostra società si sveglia e ascolta la Lega, perché in Parlamento noi abbiamo depositato una serie di progetti di legge per vietare il burqa, per aumentare le casistiche di reati per cui togliere la cittadinanza, chiediamo misure più forti e più importanti sull'immigrazione, oppure rischiamo nei prossimi anni che questi, gli do qualche decennio, questi qua sono anche maggioranza, perché c'è un tema grosso che è anche quello della demografia. Cioè noi facciamo molto meno figli, questi, fateci caso quando girate nelle nostre città, quando c'è una donna araba c'è sempre il passeggino, 2, 3, 4 bambini a seguito, questi figli li fanno e crescono con una mentalità che è folle ed è sbagliata ed è una mentalità di sopraffazione. Ripeto, non tutti, perché io conosco anche musulmani che vivono la religione come la viviamo noi, cioè non vogliono assolutamente, cioè non sono degli esaltati assolutamente e si sono integrati. Però purtroppo vediamo sempre di più sacche di comunità nordafricane, africane, islamiche soprattutto, e sono i più pericolosi, sono quelli che a Milano hanno fatto le molestie islamiche di gruppo in Duomo, sono quelli che più di tutti partecipano alle baby gang di cui parlavamo prima, sono quelli che hanno questa religione, che è una religione, ripeto, di sopraffazione e impossibile se osservata insomma con rigore e in maniera estremista, è impossibile da integrare nella nostra società. Rimarrà un blocco estraneo e noi dobbiamo prendere dei provvedimenti contro queste persone, sostanzialmente remigrandoli, cioè chi non si può integrare, chi fa casino va riportato a casa propria, cioè dobbiamo cambiare tutto quel paradigma che ci ha messo in testa la sinistra, che ha portato avanti la sinistra negli ultimi 20 anni dell'accoglienza tout court e che il nostro paese è in grado di assimilare chiunque. Non è così, lo vediamo già in altre parti d'Europa e purtroppo lo vediamo soprattutto direi nel nord, dove c'è stata più immigrazione, nel nord Italia già alcuni quartieri che sono quasi persi. Alessandro Corbetta. Pochi anni per sollevare la situazione. È chiaro. E una bella domandina. La Lega c'è, Sammy, siamo gli unici, molto spesso in direzione ostinata e contraria
siamo gli unici, È però non quello, molliamo. è per quello che la gente poi si sintonizza su Radio Libertà, perché ha capito, insomma, che per sentire determinate cose le diciamo solo noi. Alessandro Corbetta, capogruppo Lega, Regione Lombardia. Buon lavoro e alla prossima. Grazie Sammy, a te, e un saluto a tutti i radioascoltatori. Grazie. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Ecco, cari amici di Radio Libertà, un saluto da Alberto Acerbis. Con i primi di aprile, a numero chiuso, perché quello di cui vi sto parlando, che molti stanno aspettando, è un prodotto davvero molto importante e delicato anche nella sua formulazione. Parliamo del collagene non standardizzato di tipo 2, con estratto di boswellia titolata al 65%, vitamina B1, B6, C e vitamina D3. Che cos'è? Allora ve lo spiego subito. Dolori articolari, dolori artrodici, dappertutto, cervicale, spalle, ginocchia, dito delle mani, dito dei piedi, polsi, perché è lì che viene a mancare il collagene dopo i 35-40 anni. Non è una malattia, una cosa normale e naturale, ma il collagene, amici, non è che uno dice io sono uno sportivo, io insomma mangio bene e sto tanto all'alimentazione e il collagene c'è. No, non funziona così. Il collagene non lo produciamo più dopo una certa età e lo puoi trovare soltanto in questo sistema, quello puro, l'ACUC2, e non è un antidolorifico che tu prendi alle 3 del pomeriggio e va bene fino alle 17 e dopo comincia ancora il dolore. Andiamo a mettere il cuscinetto di collagene, l'ammortizzatore tra le articolazioni. Allora, ve la faccio breve, è questo. Trattamento di un mese 35 euro, trasporto non lo pagate, ma il trattamento di 3 mesi, che è quello consigliato dagli ortopedici, 79 euro, 3 mesi di trattamento di collagene. Io ringrazio tutte le migliaia di testimonianze, la gente che ci fa davvero tanta pubblicità. Ripeto, non è un medicinale, non è un antidolorifico, è un prodotto molto importante. Allora chiamate subito 030 68 40 408. Oggi è disponibile Miriam, che è esperta in integratori, quindi chiamate pure 030 68 40 408. Buona Pasqua a voi e alle vostre famiglie. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Urca, che potenza! Si chiamano Alea, si chiamano e sono due donne, anzi a volte anche tre, una pop band tutta al femminile, un album appena uscito in formato fisico, distribuito manualmente in tanti concerti, ma te lo spediscono anche per posta. Alea, in concerto domenica 13 aprile a Lonato, in provincia di Brescia, Lograto, scritto è Lograto, provincia di Brescia, chiedo scusa, ma soprattutto Alea, da cercare facilmente su tutti gli store digitali e anche su YouTube con questo pezzo intitolato Fuori strada. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Tanti applausi per l'ospite che abbiamo salutato, Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega qui in Regione Lombardia, che ci ha parlato anche del problema delle baby gang, dei cosiddetti Maranza, tutti purtroppo, quasi tutti, filo islamici, figli del barcone, come dice Sammy Varin. Lui è un po' esagerato, certo, ma la verità è questa. A proposito di ciò, non abbiamo avuto tempo, ma dobbiamo ricordarlo adesso, questa domenica e questo lunedì si vota a Monfalcone e a Pordenone. Perché siamo preoccupati? Perché c'è una costola del Partito Democratico che si è fondata un partito islamico e che si candida proprio a Monfalcone. Un esperimento politico assolutamente importante che, se dovesse avere successo, verrà ripetuto in tutta Italia. Come sono molto bravi a fare gli amici piddini, e ricalcano con lo stampino le loro belle, simpatiche iniziative un po' ovunque, e ovunque riescono naturalmente ad andare al potere. Bene, volantino, oggi mercoledì 9 aprile, Pordenone, faccelo vedere, France, faccelo vedere. Arriva Matteo Salvini a Pordenone, ieri è stato a Monfalcone, oggi dalle 10 al mercato di Pordenone, il gazebo della Lega in piazzetta Cavour proprio in questi minuti, e poi a mezzogiorno incontro con le attività economiche e produttive presso l'Interporto di Pordenone. Matteo Salvini a Pordenone, questa mattina in piazzetta Cavour, dopo mezzogiorno presso l'Interporto di Pordenone, perché si vota domenica e lunedì, oltre che a Monfalcone, anche in quel di Pordenone. Meditate, gente, meditate. Lo so, non ne parlano, non ne stanno zitti i quotidiani. È chiaro che noi, come Lega, poi ci abbiamo sempre guardato avanti e ci abbiamo sempre azzeccato, purtroppo, devo dirlo. Appuntamenti da non scordare targati Lega, certamente il sito legaonline.it, lì ne trovate veramente tanti. Io ve ne posso snocciolare qualcuno che magari non conoscete. 12 aprile, ore 14:30, per chi ci segue dalla zona di Varese, Salone Estense, comune di Varese, via Luigi Sacco, Primavera è donna, un tè a palazzo. Isabella Tovaglieri, europarlamentare, membro della Commissione ITRE Parlamento Europeo, ma tanti altri ospiti per questa giornata dedicata alla sensibilizzazione e valorizzazione del ruolo della donna nel panorama sociale e imprenditoriale. 12 aprile, ore 14:30, Salone Estense, comune di Varese. Proprio intorno a quell'ora arriva, tra gli altri ospiti, Isabella Tovaglieri, europarlamentare della Lega. Gli appuntamenti da non scordare targati Lega. Signori, chi è cacciatore, ma anche chi è preoccupato perché abita a ridosso di un bosco e troppo spesso animali selvatici arrivano a mangiargli le galline, attenzione, lo so, c'è una via di mezzo, adesso si vuole iniziare a cacciare anche il lupo, stiamo esagerando o forse no? Se ne parlerà il 2 di maggio a Foresto Sparso, in provincia di Bergamo, al bar Caffetteria da Luca, che salutiamo perché ci ascoltano,
arriva l'onorevole Francesco Bruzzone, responsabile Dipartimento Gestione Faunistica e Caccia della Lega. 2 maggio, ore 18, bar Caffetteria da Luca, Foresto Sparso, provincia di Bergamo. Incontro con apericena sulla caccia. Si parla naturalmente del prossimo calendario venatorio, ma anche di munizioni di piombo, di legge Brambilla sugli animali, di deroghe, di roccoli, di valichi montani e anche del problema lupo. Appuntamenti da non scordare, già da segnare in calendario, io ce l'ho già, voi non lo sapete, ma in Bersago, siamo in Brianza, dal 18 al 20 luglio, la festa della Lega si chiama Lombard Fest, 28ª festa della Brianza Lecchese. Cominciamo a metterla in calendario, 18-20 luglio, in Bersago, area feste, via Resegone. Un posto poi bellissimo anche per andarci semplicemente per trascorrere qualche ora fuori dalle grandi città. Mi sposto. Dove vado? Vado sul quotidiano Il Giornale, perché oggi a pagina 8 del Giornale c'è un bell'articolone di Francesco Giubilei proprio sull'offensiva Lega. No ad armi e green. Quello che dicevamo prima con il consigliere regionale, offensiva Lega, mozioni in tutte le assemblee elettive per fermare il riarme e rivedere i vincoli UE. E sarà anche interessante sapere cosa faranno i nostri amici dei 5 Stelle, amici tra virgolette, ma chi. Superato il congresso federale e blindata la segreteria di Matteo Salvini, la Lega dà il via alla campagna di primavera presentando una mozione in tutti gli organismi politici in cui è presente, quindi vuol dire consiglio regionale, ma anche comunale, giù in Parlamento, in Europa, eccetera. Perché? Per cosa? Per chiedere una revisione del patto di stabilità, delle regole del Green Deal, per dire no al Rearm Europe. Così dagli enti locali al Parlamento nazionale fino all'Eurocamera, il partito chiederà di rivedere alcuni provvedimenti dell'Unione Europea, aggiungendo che a Roma servirà da spunto di riflessione con gli alleati per arrivare a una sintesi comune all'insegna del buonsenso e della critica costruttiva per superare la burocrazia europea, capito? Robe importanti, robe che ogni giorno praticamente ne discutiamo e chiaramente queste discussioni a questo punto le portiamo in consiglio comunale, in consiglio regionale, le portiamo anche a Roma e vediamo cosa ne pensano effettivamente i nostri alleati. Il testo impegna a sostenere ogni iniziativa del governo e degli enti locali perché intervengano con urgenza presso le istituzioni dell'Unione Europea per avviare una negoziazione volta a ridefinire gli obblighi, le limitazioni imposti dal Green Deal, proponendo obiettivi più realistici e sostenibili per l'Italia, in grado di contemperare la tutela ambientale, sì, ma con la salvaguardia del tessuto produttivo nazionale. In particolare, a finire nel mirino della Lega sono una serie di regolamenti e direttive europee, a cominciare dalla messa al bando dei motori Euro 5, dal divieto ai motori endotermici, passando per gli adempimenti connessi alla casa green, l'obbligo del bilancio di sostenibilità stabilito fino agli obblighi di due diligence connessi al rispetto dei criteri ESG, tutti obblighi che costituiscono un vero e proprio dazio implicito alle nostre imprese. Ma è soprattutto un punto che può segnare una differenza con gli alleati di governo ed è la richiesta a rappresentare in ogni sede opportuna nazionale dell'Unione Europea la propria ferma opposizione all'attuazione del piano Rearm Europe, chiedendo che le risorse previste siano invece indirizzate verso altre priorità di interesse pubblico. A riferire periodicamente al Parlamento e alla Conferenza Stato-Regioni sugli sviluppi delle suddette negoziazioni e sulle azioni intraprese per tutelare gli interessi dell'Italia in ambito europeo. La ferma opposizione al piano di riarmo si lega a un'altra proposta che è la revisione del patto di stabilità e crescita, al fine di introdurre maggiore flessibilità nei parametri di bilancio, consentendo investimenti pubblici strategici, sgravi fiscali, politiche di crescita economica.
In particolare, secondo il Carroccio, tale revisione consentirebbe anche di aumentare gli acquisti dagli Stati Uniti, rafforzando la nostra posizione negoziale nei loro confronti per ridiscutere le politiche commerciali come dazi e tariffe, considerando l'obiettivo prioritario di orientare le politiche di bilancio alla rapida riduzione degli squilibri macroeconomici interni ed esterni all'Unione economica e monetaria. Si tratta di un'iniziativa che nasce dalla volontà di rivedere il modello che fino ad oggi ha governato l'Unione Europea, come ha spiegato al giornale il capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo Paolo Borchia. Un modello arrivato al capolinea. Ora servono lucidità e autocritica per rendersi conto di tutti i problemi per imprese e competitività che sono arrivati da Bruxelles negli ultimi anni. Col Green Deal e il piano sul riarmo si è dato spazio a una spesa pubblica tossica, i cui effetti sono stati esacerbati dall'austerità del patto di stabilità. E a proposito di questa Europa che non abbiamo mai riconosciuto, perché sì, è arrivata, ma da quando non ha inserito le radici cristiane in Costituzione c'è sempre sembrato che ci fosse qualcosa che non va. Beh, signori, voglio trasmettervi il video che si è trasmesso anche in questo weekend al congresso della Lega e che da quest'oggi girerà in rotazione qui sulle frequenze di Radio Libertà, ma soprattutto anche in video. Chi ci guarda su canali 252 e sui social, un video da collezione, ho detto io, inviandolo a qualche contatto che ha la fortuna o la sfortuna di essere nella mia agenda. Sì, è un video che fa la storia, che parla della storia della Lega, ma che parla soprattutto di questa Europa che non ci piace, e non è che vogliamo cancellarla, la vogliamo semplicemente rifondare, soprattutto dopo quello che è successo. E allora ce lo guardiamo e da quest'oggi circolerà anche in rotazione su queste frequenze. La storia ci mette in guardia. Troppo spesso le nostre città e le nostre case sono state minacciate da imperi o da culture incompatibili con i nostri valori, con i nostri sogni, con le nostre libertà. Ma un gruppo di donne e uomini non si è arreso. Mai. Tanti piccoli Davide che hanno sconfitto Golia, anche se la battaglia era difficile. Molti compagni di viaggio preferivano arrendersi al nemico. Altri provavano a convincerli che i nemici erano dalla parte giusta. Ma poi, alla fine, ha vinto, vince e vincerà la Lega. Ripensiamo agli ultimi decenni. Hai scelto di cancellare le radici giudaico-cristiane. Hai scelto politiche economiche vincolanti. Hai scelto l'austerità. Hai scelto l'accoglienza indiscriminata. Hai scelto l'abbattimento delle frontiere. Hai scelto una moneta unica. Hai scelto regolamenti e direttive asfissianti. Hai scelto le auto elettriche e le farine di grillo. Hai scelto una transizione ecologica a spese di famiglie e imprese. Hai scelto... Lo dicevamo allora, lo vediamo oggi. Da Bossi a Maroni, da Miglio a Salvini, la Lega ha sempre guardato all'Europa con lucidità e coraggio. Controvento. Ci chiamavano scettici, ma avevamo visto lontano. Un'istituzione che si attiva subito per salvare le banche, per dichiarare guerra, ma quando c'è da esprimere solidarietà concretamente ad un paese in difficoltà come oggi è l'Italia, si nasconde. L'Europa delle burocrazie, delle imposizioni, delle promesse non mantenute. È un sistema che ci costerà caro, qualcuno si illude che aspettando, chissà, in Europa, nella moneta europea, sarà molto peggio. L'Europa che vuole essere padrona in casa nostra. Una padrona che porta lontano dai popoli, lontano dalle nostre radici. È l'Europa dei grandi capitalisti. Il popolo, gli artigiani, gli imprenditori, i cittadini non ci sono oggi, né tantomeno ci saranno domani, perché non potrà mai nascere un'Europa politica. Le leggi finanziarie degli Stati si ridurranno ad un semplice fax inviato da Bruxelles, cioè dal Consiglio d'Europa. Ma chiediamoci, adesso
sembra che fossero tutti fessi quelli che hanno fatto l'Unione. Siamo entrati nell'euro in condizioni molto buone, tranquille, direi con un cambio decente, no? Con l'euro lavoreremo un giorno in meno e guadagneremo come se lavorassimo un giorno in più. Stiamo assistendo al grande successo dell'euro. E qual è la manifestazione più concreta del grande successo dell'euro? La Grecia. Non c'è avvenire per l'Italia se non nel rifiuto di ogni stanca tentazione di ripiegamento su illusorie e meschine rivendicazioni dell'interesse nazionale e su sterili abbandoni allo scetticismo verso il progetto europeo. Cosa avete detto al signor Berlusconi? Dovreste chiudervi in casa e chiedere perdono, perché il sogno europeo, che è il sogno mio, che è il sogno che voglio lasciare ai miei figli, da gente come voi è stato rovinato. Voi avete il sogno dei banchieri, dei finanzieri, dei lobbisti, dei massoni e delle multinazionali. La storia si ripete. C'è puzza di guerra, perché quando la NATO porta 4.000 uomini, carri armati e aerei a confini con la Russia, fa un gioco molto pericoloso. Si può essere talmente folli da portare aerei, carri armati e militari, anche italiani, quando il nemico è altrove. E a salvare le nostre case c'è sempre la Lega. I nostri avi furono tenaci. 1167, Pontida. La Lega Lombarda, costituita dai comuni del nord, si unì per combattere l'imperialismo del Barbarossa ottenendo libertà e autonomia. 1571, Lepanto. La Lega Santa, costituita da diversi stati italiani, da nord a sud, si unì per combattere l'impero islamico ottomano, ottenendo libertà e autonomia. 2025, Firenze. La nostra Lega. Donne e uomini d'Italia, da sud a nord, uniti per combattere nel nome della libertà. Allora come oggi come allora. La Lega non si arrende. Il futuro si sceglie, davvero, adesso. Perché sei portavoce di alcuni poteri forti, fanno di tutto da mesi per fermare noi, la Lega. Vuol dire che stiamo facendo le cose giuste per 60 milioni di italiani e non molleremo mai. Un video da collezione che abbiamo soltanto noi, no, non è vero, lo trovate comunque anche su Lega Salvini Premi, ma ve lo possiamo anche inviare, se volete mi scrivete qui al 340 6709 659, lo potete ricevere su WhatsApp e inoltrarlo a parenti e amici. Bella meditazione quella della Lega che, come dicevamo, ci ha visto giusto, purtroppo l'abbiamo azzeccata. Da quest'oggi in rotazione questo video, che ripeto è audio ma è anche molto importante come documento video, lo potrete ascoltare su Radio Libertà, ma soprattutto chi ha la fortuna di vedere Radio Libertà in TV, quindi dovete avere un televisore semplicemente collegato ad internet, sul canale 252 lo potrete vedere, oltre che naturalmente sul sito di Radio Libertà e su tutti i social. In rotazione da quest'oggi proprio per pensare, ecco, è un po' anche il risultato che ci siamo portati a casa del congresso della Lega che abbiamo vissuto nello scorso weekend e che vi stiamo riproponendo ogni